E un altro qua. Ragazzi, stavolta ce ne sono tantissimi. Rimoderniamo anche quest'altro appartamento. Ok. Ci siamo. Vediamo se inizia. Se gli portano un po' di carbone. Però questa miniera di carbone deve fare... Ragni tropicali Che è giganti, successo? presidente. Ah, la minaccia ribelle è aumentata. Benissimo. Allora, facciamo un'altra cosa. Mettiamo un'altra miniera di carbone qua. Con la strada diretta verso il centro città, che al solito non ce la fa fare, ok. Questa la finiamo subito. E aumenta di 3 lavoratori e l'efficacia, perfetto. Dai, ma gliel'ho portato un po' di carbone. È qua il carbone. Potete uscire pure voi dalla centrale. Ve lo prendete e lo portate dentro. Dai, quanto ci vuole a trasportarlo? Cioè, veramente, Presidente, i tropicani Sì. chiedono delle lezioni per il prossimo anno. Vogliono mostrare... Siamo ragazzi fregati stavolta. Siamo fregati. Siamo nelle mani dei trasportatori. Se portano un po' di carbone alla centrale e la fanno iniziare a lavorare. Oh, finalmente è arrivata un po' di energia elettrica. E la felicità è arrivata al 50%. Attenzione. Perfetto. In prossimità delle elezioni. Sottostazione elettrica. Mettiamola qua. Vediamo di farla. Meno male che sono arrivate le navi. Dai, 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 dai. Arrivano. Arrivano le navi. Arrivano i soldini. Non arrivano i soldini stavolta. Come mai? Abbiamo 32.000 dollari. Eccoli qua i soldini che sono arrivati. È arrivato anche l'elettricità all'ospedale. Adesso la portiamo. Questa elettricità ovunque. Abbiamo la potenza militare. Facciamo qualcosa di stupido e stiamo Possediamo una crede alle nostre superarma. affermazioni. Va bene. Oh, è arrivata la corrente, elettrificazione a tutti. La qualità dell'aviazione aumenta, ragazzi. È arrivata l'elettricità durante le lezioni. Avanti. A tutti. Elettricità. Elettricità. Eccola in arrivo. Ah, Oggi ci sono stati energia segnalati insufficienza. diversi blackout. Abbiamo avuto anche dei problemi qui al bar. Il toro meccanico è rimasto fermo per mezz'ora prima che riuscissi ad alimentarlo con 2 anguille elettriche. Oh, ma come mai non riusciamo? Ragazzi, iniziamo a lavorare di più. Assumiamo un bel po' di gente. Avanti. Portiamolo dall'estero. La nostra università che fa? Non... 8 studenti. Sono infuriato. Non posso- Dai. Un attacco ribelle. Avanti, dai. Assumiamo un po' di gente qui. Mamma mia, io mi ero pure dimenticato di collocare l'edificio militare. Allora, l'edificio militare dov'era? No, dai, proprio adesso no. Qua era pure gratis. Maledizione. Dove sono questi ribelli? Sono parecchi. Sono parecchi. Vediamo se riusciamo a fermarli. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dobbiamo vincere non solo le elezioni ma anche la battaglia. Mamma mia. Eccoli che si fanno. Meno male che qua abbiamo messo quest'altra. Vedete le torrette quanto servono? Forza. Ma perché? Allora, io non... Oh, stiamo generando adesso 330 megavolt ampere. Qui quant'è? Forza. Però dobbiamo uccidere questi maledetti, dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, con calma. Che è successo qua? Qua non abbiamo ancora nessuno? Forza. Cioè, il problema è questo. L'università funziona. Abbiamo sconfitto i ribelli. La centrale adesso funziona. Abbiamo dato energia a tutti. Non possiamo lamentarci. Modernizziamo tutto. Modernizziamo. Cioè dai, abbiamo il 51%. Come può essere? Abbiamo fornito... Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni, meglio presidente. andare sul sicuro proce- stavolta. Perché abbiamo il 48%? Ma com'è possibile il 48%?
queste persone sono pazze. Dico, guardate un po'. Gli abbiamo dato di tutto e di più. Elettrificazione. Ce l'hanno tutti. L'ospedale. Vediamo un po'. Abbiamo i risultati delle elezioni. Grazie a un'astuta interpretazione dei dati, Presidente, abbiamo deciso che la vittoria spetta a te. Abbiamo vinto per un voto. 141 tropicani sono stati convinti e siamo riusciti a vincere. Proprio, mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Ma io non capisco perché, cioè 49%. La difficoltà adesso politica si fa sentire perché... Abbiamo scoperto del petrolio. Oh, va bene. Ricerca. Supermercato. No, anzi, democrazia. E allora, ospedale abbiamo messo... Ma perché non arrivano persone? Qua l'università è strapiena io devo per forza far venire da fuori qualcuno per l'ospedale. Cioè, ma è una cosa da pazzi. Veloci. Ah, qua c'è una Signor missione. Presidente, se... Dobbiamo stare molto antipatici a qualcuno. Ancora. Ora che la situazione si era sistemata, arriva il tornado. E il tornado dove andrà? Sull'acciaieria o su qualche altra cosa? Vediamo. Oh. Ti prego, fermati. Ti prego, fermati, Nolli. Nolli, per favore, Nolli. No. No, sull'acciaieria, ti prego. Ti prego. Meno male. Meno male. Che cosa è crollato qua? Ah, il ranch. La furia dei tornado si è placata. Ha distrutto solo un ranch dei Jack, lama. il concorso di Twister di oggi sulla spiaggia dovrà essere posticipato a causa di un tornado, niente meno. Cercate di mettervi al riparo. Allora ragazzi, come avete visto adesso la felicità è aumentata di nuovo, siamo al 54. Ma perché è aumentata di nuovo? Perché siamo riusciti finalmente a collocare l'ospedale e tutto quello che dovevamo mettere. Dico, se le elezioni avessero aspettato qualche mese, avremmo vinto tranquillamente, anche perché abbiamo dovuto fronteggiare anche un attacco ribelle nello stesso momento. Cioè dico, tutte queste cose in una volta. Oh, qua sto bacino di carenaggio funziona o no? Oh, scafi rinforzati, questo mi piace. Cioè, potete vedere che adesso la storia si sta complicando, perché un attacco ribelle l'abbiamo superato. Abbiamo 90 megavolt ampere disponibili. Forza. Ah, ma qua sotto come sta andando? Niente, c'è sempre questa roba stoccata fuori. E io veramente... È ridicolo aggiungere tutti questi uffici dei camionisti. Dai, ce ne sono tantissimi. Velocizziamo, guardate, è pieno. Cos'è qua ancora? Forse le mie accurate previsioni Sì, contenevano vabbè. un piccolo Niente ragazzi, la felicità continua a scendere. Io non so che fare. Le abitazioni adesso ci sono 151 senza tetto. Qua questi posti sono vuoti alcuni, guardate. No, questi sono tutti pieni finalmente. Qua, questo è vuoto. Qua vuoto, questo completamente vuoto. Boh. Va bene, allora adesso che abbiamo un po' di soldi facciamo altri appartamenti qui in riva al mare. E così sono tutti felici. È un'impresa proprio ogni volta. Oh, ecco che sono arrivati altri soldi. Facciamo altri appartamenti. Il problema è che io non posso costruire. Questi si fanno le baracche qua sotto perché vogliono essere vicini al lavoro. Ma io non posso fare delle case qua. Cioè, al massimo posso fare delle case popolari. Proprio. Ma questa è una zona prettamente inquinata. Se vi fate le baracche, meglio. Vi faccio delle case allora. Meglio farvi stare in delle case che in delle baracche. Questo è il senso. Oh, vediamo qua che possiamo fare. Delegazione. Alleanza. Allora, delegazione. Riceverai una richiesta speciale dalla potenza. Quegli Yankees bruffoni iniziano a starmi antipatici. Turisti. Ora pure i turisti dobbiamo far arrivare.
La sanità adesso penso che va bene. Le cliniche sono strapiene. Ok, cibo va bene. Trattenimento potremmo fare di meglio. Religione. Una cattedrale ora facciamo. Una bella cattedrale appena arrivano i nuovi soldi. Oh, ma com'è che qua non lavora nessuno? Forza. Oh, pure i sigari dobbiamo fare. Ecco che arrivano i soldi. Ecco che arrivano i soldi. Ecco che arrivano i soldi. Sono finiti i soldi. Cattedrale. Devo ammettere, Guarda amici quanto ascoltatori, costa. che non mi piacciono i posti affollati. E anche se i nuovi appartamenti costruiti dal governo non sono male, beh, diciamo che una mia amica stava pelando delle cipolle e ha finito per far piangere i vicini di casa. Casino nelle vicinanze, vediamo. Turisti nelle vicinanze, ma io per adesso voglio far giocare anche le persone normali. Vabbè, un cabaret lo mettiamo qua per il momento. E il giornale aumenta la libertà nelle vicinanze, ma la libertà penso non è proprio un problema. Vabbè, è 69, mettiamo un giornale qua. Allora, cioè niente, dobbiamo... Ma sto uranio lo vogliamo raccogliere qua. E niente, al solito, guardate un po'. Stoccato, messo lì. Forse ragazzi sto sbagliando qualche cosa. Ne ho messi pochi uffici di trasporto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ne ho 8. Cioè, dico, non è ne ho uno. Qua voglia d'energia adesso che abbiamo. Possiamo stare tranquillissimi. Vediamo. Quanto dobbiamo fare? 20.000 dollari appena. Vediamo di fare allora qualche altro ufficio dei camionisti e sbrigarci. Ecco, il bacino di carenaggio adesso funziona meglio. Diminuiamogli un po' lo stipendio perché è troppo alto. Ok, abbiamo caricato questa nave. Vai. Camionisti. E un parcheggio qua. La fabbrica di sigari finalmente funziona. E già ha un sacco di sigari qua dietro pronti a essere esportati, ma noi li lasciamo là belli. Meno male che gli Stati Uniti ci pensano. Un altro ufficio dei camionisti. Qua speriamo che rimanga sempre così. Forse le mie accurate... Sì, vabbè. Voi non avete idea di quanto è difficile appunto ancora. Siamo nuovamente al 50%. Ma cosa vuole questa popolazione? Cioè... Che dobbiamo fare? Se mi date il tempo di finire quello che sto facendo, avrete quello che vi serve. Dico, va. Il giornale l'abbiamo pure. Avete pure il giornale, dico, va. Siete sempre scontenti. Il 50% è dalla nostra parte. Pure il casino ho fatto, che adesso è strapieno. Ecco che arrivano altri 20.000 dollari. Non possiamo farla la cattedrale, però. La chiesa è strapiena. Serve un'altra chiesa. E un'altra chiesa la posso fare. Qua. Presto. E un altro ufficio trasporto. Qua. Ufficio dei camionisti. Bene, ragazzi, la storia sta andando abbastanza bene. Buco nelle casse dello Stato. Qua sempre persone che
non vogliono lavorare in questo bacino di carenaggio. Ma perché? Che ha? Che non ci vuole lavorare mai nessuno. Fabbrica di sigari. Ha voglia sigari in output che ci sono. Poi adesso questi lavoratori qua, questi operai, che cosa devono costruire di più? Dico, finiamoli questi uffici. Andiamo qua. Forza. Sicuramente una cosa che non manca in questo posto è il lavoro. Ce n'è a tonnellate. Però ci sono sempre disoccupati. Ma com'è possibile? Ok. Ci siamo. Altro ufficio dei camionisti. E altro parcheggio. Altro parcheggio. Qua. Cioè, ormai tutti i posti sono pieni. Non lo so dove lo dobbiamo mettere più. Mettiamolo qua. Elettrifichiamo queste case. Elettrificazione. Sembra che io continui a sottovalutarti. La cosa dell'uranio. Che ci facciamo? 2 edifici intrattenimento gratuiti più capitalisti sull'isola. Così almeno abbiamo un po' di consenso. Oh, 57, meno male. Ok. Io dovrei andare a mettere anche... Sì, ma com'è che là non lavora più nessuno? Cioè, questa è una cosa da pazzi. Perché qua non c'è più nessuno? Forse perché ho messo il capomastro. Mettiamo l'ambientalista. Questo è il problema? Che la qualità del lavoro era diminuita? Sì, era questo il problema. Vedete anche una minima svista quello che fa. Tattico, tattico. Cioè bisogna stare attenti a 100.000 cose per far funzionare tutto per bene. Oh, meno male, agitatore, mettiamolo, che è importantissimo l'agitatore. Nell'ospedale pure, agitatore. Tutti i medici dalla nostra parte. Qua mettiamo la gente, che è importante, nel giornale. Che c'è qua? Signor Presidente, secondo... Ok, ora lo facciamo. Ora lo facciamo. Forza, qua stiamo andando bene. $34.000, finalmente. Forza, forza che stanno arrivando i soldi. Oh, allora, con questi $24.000 la bella cattedrale. La bella cattedrale. Una bella cattedrale la facciamo. La dobbiamo fare nel centro della città. Qua. Teniamo sotto controllo i giacimenti che prima o poi finiranno. Dobbiamo sfruttare... Presidente, l'ONU continua a infastidirci con le sue ridicole chiacchiere sulle esportazioni incontrollate d'uranio. Esportiamolo come merce in scatola. Poi là. Vecchio mio, mi sono trovato. Non so se questa idea sia la più fantastica o la più stupida. Sì, ma ho troppa roba qua. Allora, facciamo una cosa. Il Politburo. Togliamo questo. E aggiungiamo Non so questo. se questa idea... Va bene, allora ragazzi, facciamo così. Per oggi basta così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra opinione. Questa è la situazione attuale. 55% di consenso, 456 cittadini. Cattedrale in costruzione. Qua stiamo andando avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate. E vediamo di migliorarci ancora nel prossimo video. Ciao a tutti.